e poi tasse. Certo. Ecco qua, tassa di soggiorno, anzi di accesso alla città, quindi viene definita anche tassa di sbarco per chi arriva in treno. E sono ovviamente turisti non di alto livello, a cui non peserebbe assolutamente, perché altrimenti starebbero comodamente in hotel a Venezia, arriverebbero in altro modo, ma sono il turista magari meno big spender. Magari sono anche turisti che hanno deciso di fare 2 settimane sulla costa veneziana e poi vogliono fare qualche ora a Venezia. Esatto, sì, beh, d'estate effettivamente solo sì, quindi sono turisti di vario tipo. Io sono assolutamente favorevole. Cioè, l'unico turista che in questo momento dà qualcosa alla città è il turista che dorme negli alberghi del comune di Venezia, che paga la tassa di soggiorno. È giusto che anche il turista pendolare dia qualcosa, magari con gradualità, perché questo è un provvedimento evidentemente che colpisce anche i colleghi della costa che vendono la vacanza sulla costa veneziana, ma magari anche approfittano per pubblicizzare il fatto che c'è la possibilità di visitare Venezia. Quindi con gradualità, voglio dire, magari quest'anno si esonera la città metropolitana di Venezia e l'anno prossimo per tutti, voglio dire. Però questo è un provvedimento che a mio modo di vedere è assolutamente giusto, è una delle cose buone che questa giunta sta proponendo. Quindi il discorso, ecco un altro messaggio, Venezia potrebbe essere la città più bella del mondo, ma purtroppo c'è una speculazione sul turismo che fa paura. Anche le guide straniere avvertono i turisti a stare attenti perché basta poco e fidarsi del cameriere sbagliato che ti arriva un conto da piangere. Ecco, questo è il discorso che anche le guide le cartacee stesse scritte in lingua straniera è vero che mettono all'allerta su Venezia. Non potrebbe essere anche un boomerang questo discorso della tassa di sbarco per disincentivare, perché poi i flussi, lo commentava anche il presidente di Confturismo Veneto che è stato intervistato, diceva i flussi facilmente prendono altre vie, no? Il problema adesso è fidelizzare il turismo in qualsiasi modo, perché non appena si riapre la Tunisia, anziché altre vie che adesso sono un po' impraticabili, un po' insicure, allora giustamente c'è una valutazione di paura, di fuga. Dal punto di vista, il presidente di Confturismo rappresenta anche me, perché esatto, infatti faccio parte anch'io, la nostra associazione fa parte di Confturismo. Ci sono ragionamenti che voi avete fatto? Sì, li stiamo facendo, è chiaro che è evidente, capisco la preoccupazione di chi ha l'albergo sulla costa, però spero venga capita anche la preoccupazione di chi vive in città. Io le do un dato, il 70% del fatturato turistico, veneziano lo fanno i turisti che dormono negli alberghi del comune di Venezia. Punto. Venezia potrebbe anche mettendo un muro intorno ai confini comunali, potrebbe tranquillamente vivere di turismo con quel 70%. Si ridurrebbe qualcosa, però il 70% è quasi la globalità del fatturato. Il turista pendolare non spende pressoché nulla a Venezia e costa una valanga di denaro. Abbiamo la tassa asporto rifiuti più alta sia d'Italia sia per i cittadini sia per le imprese. Allora, mentre il turista che dorme negli alberghi di Venezia paga la tassa di soggiorno, ma non solo, ma per lui l'albergo dove lui dorme, il ristorante dove va a mangiare, paga delle tasse altissime, quindi paga 2 volte sostanzialmente. Chi dorme in un albergo a Lignano, dico un nome così e viene a Venezia per poche ore, in realtà spende pressoché nulla e utilizza la città, scarica i suoi rifiuti, spesso si portano negli zaini la colazione, il pranzo, se lo mangiano per la strada. Allora, sono costi. È giusto che anche chi viene dalla mattina alla sera in qualche minima maniera contribuisca alla città pagando qualcosa. La tassa di sbarco è questo. La gradualità è evidente, ma non si può applicare subito, l'applichiamo il prossimo anno, la facciamo di un certo valore per chi viene da fuori della città metropolitana di Venezia e chi invece dorme nella città metropolitana di Venezia paga una tassa più bassa, voglio dire, contribuisce meno. Nessun problema, si trovano gli accordi in questo senso. Però secondo me il principio che anche il turista pendolare debba pagare qualcosa, lasciare qualcosa alla città è giustissimo. Ecco, però un'osservazione che mi viene da fare, io spesso vado a Venezia, proprio così per visitarla, vi sono sempre delle attrattive incredibili, anche solo perdersi per le destinazioni, le strade diverse è bello, le calli diverse è bello, oppure vedere le mostre, però non è così
piena di gente rispetto ad altre capitali, ad altre città del mondo. Cioè non è che mi sono sconvolta, adesso non sono stata ovviamente a Pasquetta, per carità, lungi, però nei normali weekend, al Carnevale stesso, avevo avuto anche io modo di andarci, non era così, non è impestata di persone. No, assolutamente. Per cui a Barcellona, per quanto sia la crisi, è impestata di persone, sì, molto di più, per cui dico, forse lamentarsi. Ma non solo, ma c'è un altro aspetto, che basta andare la calle accanto e Sì, si sì, trova sì. completamente vuoto tutto, nel senso che assolutamente. noi veneziani conosciamo, le chiamiamo le sconte, conosciamo delle strade tutte alternative le strade, dove non c'è il esatto. turismo, perché il turismo si incanala su quelle 3-4 strade, su quelle arterie Poi dicevo, non è tutta principali. questa folle, magari può sembrare di primo acchito, però se dopo tu li sai deviare per altre Ma sono i costi. destinazioni. Ma sono i costi. Il turista che giunge in città costa moltissimo. Ad esempio, uno dei costi principali è l'asporto dei rifiuti. Quindi è quella la cosa. Costa tantissimo, però dopodiché lascia pochissimo il turista pendolare, lascia molto il turista che dorme negli hotel, lascia pochissimo che il turista pendolare. Sono statistiche, il 30% del fatturato turistico complessivo lo fanno quel 70% dei turisti pendolari, cioè la grande massa dei turisti è turismo pendolare, però lascia molto poco alla città, perché non spendono pressoché nulla, in poche ore come possono spendere. Invece il turista che dorme negli alberghi del comune di Venezia, stando in città mediamente 2,7 notti, perché questo è il 2,7-2,8 notti, ha la possibilità di andare a cena nei ristoranti, ha la possibilità di andare nei musei. I musei li visitano praticamente solo i turisti che dormono a Venezia. Ah, non ci sono? Sì, Perché trovi le code. la curva è identica, le presenze alberghiere sono identiche alle presenze nei musei. Ha la possibilità di andare a Murano magari a comprarsi un vetro di Murano e quindi aiutando un'altra fetta dell'economia che è l'artigianato, si compra la maschera di un certo tipo, viaggia, vede l'atelier di un artigiano magari vero, anche lì bisogna scegliere evidentemente, però il turista deve essere sempre più intelligente e preparato, perché questo tipo di trappole segnalate dal messaggio telefonico dell'ascoltatore ci sono un po' in tutta Europa, non ci sono solo a Venezia, ci sono anche a Venezia, quindi è bene stare attenti. Però è il turista che dorme negli hotel ha questa possibilità di dare di più alla città. Mentre invece chi viene dalla mattina alla sera, io mi auguro abbia una buona esperienza perché magari poi ritorna per qualche giorno a dormire a Venezia e a visitare la città più ampiamente. Esatto, infatti ma quello dico, ci sono volte, è vero che uno dice vai in giornata, però una volta vai alla mostra, una volta mangi al ristorante, una volta consumi qualche cosa, difficilmente vai indenne. Però la grande maggioranza non sono queste persone, voglio dire, dove è evidente ad esempio che chi è veneto non può certo pagare la tassa di sbarco, a mio modo di vedere. Questo è proprio chiaro, cioè i veneti non pagano la tassa di sbarco secondo me, ma qui si tratta soprattutto di persone che vengono a fare le vacanze nelle spiagge di solito, vengono a fare le vacanze nelle spiagge, ma parlo anche delle spiagge croate, voglio dire, perché i gruppi che vengono a Venezia vengono da un'area vastissima, quelli vengono magari per qualche ora così per vedere il territorio, ecco, cioè, che contribuiscano con una piccola tassa di sbarco, perché non penso si parli di grandi cifre, non penso sia un problema. È già in vigore tra le altre cose a Ischia, Capris, è già in vigore, e non mi pare ci siano grossi problemi. E dopo vedremo il contapersone, però ancora a livello di sperimentale, per valutare quante persone effettivamente Quella è una nostra idea. Quella è stata un'idea che loro hanno, non l'avevamo pensata col contapersone, loro la fanno con le telecamere, noi avevamo pensato di farla con i big data, e cioè attraverso i cellulari che geolocalizzano, perché uno degli aspetti incredibili è che noi non sappiamo quante persone vengono a Venezia. Alcuni dicono 27 milioni, altri 30, io dico 27, 30, 32, giochiamoceli all'otto sulla ruota di Venezia, perché nessuno sa statisticamente quanti sono. Chi si avvicina di più è il professor Carrera, che per l'appunto del Worcester Polytechnic Institute, che usa i big data. Perché questo? Perché non si sono mai misurati, mentre invece prima un'azienda che vuole gestire un settore economico deve prima sapere i numeri, e questo numero è fondamentale. Quanti sono i turisti che vengono a Venezia, in che periodo, quali sono i periodi più affollati, le ore, da dove provengono. Ecco, queste cose il Comune di Venezia darà una risposta. Quindi vedremo come funzionerà, dai. Vediamo come funziona, sì, esatto. Perfetto, noi ci rivedremo, speriamo tra non molto tempo, perché potremo fare altre valutazioni col prossimo ponte che ci sarà del 25 aprile.
aprile, quindi primo maggio, quindi potrebbe essere interessante. Speriamo che sia sempre sorridente così, quindi vuol dire che è andato bene. Grazie a voi di aver partecipato, ai nostri cari telespettatori, buon proseguimento, ci vediamo domani, grazie. Grazie mille.